L'attuale periodo di crisi generalizzata sta mettendo in mostra anche il gran cuore e la solidarietà del territorio, quando questa arriva anche da imprenditori, artigiani e liberi professionisti, che sono tra le categorie più colpite dalla crisi economica assieme a tanti altri settori, le iniziative sono ancora più lodevoli. Ne è un esempio il gruppo BNI Lidi dei Dogi, che conta 37 membri, distribuiti tra Cavallino Treporti e Caorle, che negli ultimi mesi ha raccolto quasi 13.000 euro donati a diverse realtà. BNI Lidi dei Dogi è un'organizzazione di un gruppo di imprenditori di Cavallino Treporti, ma distribuiti su tutto il territorio che va da Caorle fino a Punta Sabbioni. Sono imprenditori che operano secondo lo spirito del Givers Gain. Abbiamo raccolto in questi 9 mesi alcuni soldini che abbiamo messo da parte ogni giovedì in cui ci incontriamo. Siamo riusciti a donare 8.200 euro alla parrocchia di San Francesco di Cassavio, abbiamo donato circa 1.000 euro ai civici pompieri sempre di Cavallino Treporti, 500 euro al Conservatorio Beato Marcello di Venezia e ultimamente l'ultima quota che siamo riusciti a donare l'abbiamo donata all'ospedale di Jesolo, 3.000 euro per la lotta alla diffusione del Covid-19. Lo spirito che anima tutti i capitoli BNI è quello del Givers Gain, cioè dare senza avere nulla di cui pretendere poi indietro, uno spirito collaborativo semplicemente nel voler donare agli altri qualcosa. Come mai la scelta di devolvere questa cifra alla parrocchia? Beh, intanto Don Alessandro ci ospita ogni giovedì mattina nella sua bellissima sala che mette a disposizione per tutti i cittadini di Cavallino Treporti, ma perché soprattutto siamo certi che il parroco di un paese sappia esattamente quali sono le cose di cui ha bisogno la cittadinanza e quali sono le famiglie che devono essere aiutate.